L'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Bullo, comunica che è attivo l'avviso pubblico denominato progetto Home Car Premium 2528 promosso dall'INPS. L'avviso pubblico individua i requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni dell'Home Car Premium per gli aventi diritto attraverso contributi economici in favore dei soggetti non autosufficienti di minore età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare oppure nell'erogazione di servizi di assistenza alla persone residenti nei comuni del distretto sociosanitario D1 di Agrigento. Il progetto è rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria dell'INPS e ai loro familiari non autosufficienti, inclusi minori. I beneficiari già assegnatari del programma HCP 2022 verranno messi in via prioritaria presentando istanza alla piattaforma INPS dal 1 al 30 aprile 2025. Anche nuovi utenti potranno presentare la domanda per accedere agli interventi previsti. L'istanza potrà essere presentata da nuovi soggetti che potranno beneficiare degli interventi previsti nel bando Home Care 2528. Sono coinvolte dai professionisti accreditati sulla base pubblica attraverso un avviso che prevede l'iscrizione all'albo e la definizione delle tariffe. Le figure includono terapisti occupazionali, neuropsicomotrici dell'età evolutiva, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti, biologi nutrizionisti, educatori professionali, infermieri professionali. Lo scopo è la creazione di una rete integrata di professionisti che abbia un feedback con i bisogni primari dell'utenza. L'assessore Bullo conclude dicendo che si apre un ulteriore percorso di agevolazioni e assistenza per tutelare i soggetti più fragili attraverso progetti inclusivi di assistenza primaria nel territorio e soprattutto si crea un percorso virtuoso fra gli enti professionisti che è un modello vincente di welfare solidale, proficuo e orizzontale.